esattamente quali sono state le modalità della situazione, però ci disse che in qualche modo ha avuto modo di contattare e quindi l'ha risolto in quella maniera, può darsi telefonicamente, non glielo so dire. Da dove veniva prelevato il denaro per corrispondere mensilmente i 3 milioni? Ma mi preoccupavo personalmente farglieli pervenire alla zona industriale, la mia quota. La sua quota a quanto ammontava? 500.000 lire. Gli altri soci erano a conoscenza di questa? Sì. Il signor Teodoro lavora tuttora per voi? No. Da quando è che non lavora con voi? Dunque, da dicembre del 91. Sa come avveniva il pagamento materialmente? Personalmente non lo so. Il signor Teodoro non glielo comunicò mai? Il signor Teodoro non lo comunicò mai, dicevo? Non lo so se li dava lui personalmente all'epoca oppure li dava ad altri, non glielo so dire. Quando si ritirò dalla società il signor Teodoro, le modalità di pagamento, chi provvedeva al pagamento? Ma sempre dalla zona industriale? Sì. Chi provvedeva al pagamento? Ma personalmente non glielo so dire, guardi, io mi occupavo solo a fargliele avere alla zona industriale, poi alla zona industriale c'è giustamente il responsabile, il signor Pappalardo. Il signor Pappalardo, le chiedo scusa. Che lui, cioè finito, ecco, andando via il Teodoro, gli altri soci, cioè tutti voi soci, vi siete posti il problema di come fare a proseguire in quel pagamento? Abbiamo ereditato un sistema, diciamo che in qualche modo... Chi ereditò materialmente il fare avere questi soldi alla zona industriale. Cioè chi se ne occupava? Il signor Pappalardo? Sì, lui era in prima persona a ricevere queste cose, poi non so come... E voi facevate pervenire il denaro al signor Pappalardo? Sì, esatto. Il pagamento veniva all'inizio, a metà o alla fine del mese? Ma non credo che ci sia una data ben precisa per quanto riguarda questo avvenimento di pagamento, perché... Cioè lei quando è che provvedeva a far pervenire alla zona industriale il denaro? Non c'era una data, tutte le volte che ci incontravamo con il signor Pappalardo, insomma non si perdeva occasione per dargliele, non è che c'era una data ben precisa, si sapeva che si dovevano pagare questi soldi ogni mese e quindi si davano, magari possibilmente qualche mese si davano 2 volte anziché una volta. Ho capito. Vuoi continuare? Vai. Signor Di Mauro, avete denunciato questi fatti alle autorità di polizia? Questi fatti che cosa? Cioè queste estorsioni, questa richiesta di denaro, l'avete denunciata ai carabinieri o alla polizia? Ma io ricordo che all'epoca, quando è stato, mi pare che il signor Teodoro abbia fatto una denunzia, credo, ora non a memoria così, abbia fatto una denunzia ai carabinieri. E poi successivamente, poi dopo che avete trovato il canale per il pagamento, avete denunciato questi fatti? Di questo pagamento? No. E perché? Perché era un discorso tacito che non... Era un discorso? Non potevamo denunziare una cosa del genere. E perché? Le chiedo perché non la potevate denunciare. Diciamo che c'è la paura in questo senso. E vuole riferire alla Corte dove sono ubicati esattamente i locali sia della fabbrica e sia, mi pare di aver capito che c'è un'altra sede a Ognina, se non ho capito male, allora, una filiale. La sede della Mediterranea Mobili attualmente è a Misterbianco, in via Carlo Marx. Ecco. La sede per quanto riguarda l'Abitauso, che adesso è Abitauso, non è Mediterranea Mobile, è alla zona industriale. La zona industriale esattamente Ottava strada. Oltre? E poi quella di Ognina è un altro negozietto che è una filiale. Ecco, ma dove è situata? Ognina dove? A Ognina in via Alta Lagona, il numero non mi sovviene, 89 credo, insomma, un po' dove c'è lo slago, dove c'è la scuola nautica. L'istituto nautico. L'istituto nautico.
questi soldi venivano presi da fondi personali oppure erano fondi dell'azienda? Personale. Personali. Sì. Pagavate in contanti? In contanti. In contanti. Ma il signor Teodoro o il signor Pappalardo non vi hanno mai detto a chi pagava? Dico, lei ha detto non ero io che pagavo materialmente, lei si è mai informato per sapere se queste persone, chi erano queste persone, se appartenevano a qualche gruppo? No. Lei non si è mai informato? Oddio, io sapevo in qualche modo che venivano saltuariamente non sempre la stessa persona, per come mi notiziava il signor Pappalardo. Però, e non le ha mai chiesto, dico, in questo panorama così che c'è a Catania, queste persone se appartenevano a qualche gruppo, se erano isolati? Questo non l'ho mai saputo. Non l'ha mai saputo? No. Ho saputo che si è risolta la cosa e quindi eravamo contenti così. E fino a quando avete pagato? Pagate ancora? No. È da circa un anno, credo, cosa più, cosa meno di un anno che non paghiamo. Cioè siamo nel novembre del 95, fino a quando avete pagato allora? Io non so la data precisa, io posso quantificare che è da circa un anno che non paghiamo, quindi sarà stato a dicembre del 94. E il pagamento avveniva mensilmente? Mensilmente, sì. E lei ha detto si recavano più persone a pagare? Ma io so così, per sentito dire dalle persone che si occupavano di questo pagamento, che venivano saltuari, non venivano sempre le stesse persone. Che cambiavano le facce? Sì. Lei conosce il signor Grancagnolo Carmelo? Assolutamente no. Mai visto? Mai. Mai sentito parlare? Conosce il signor Enzo Santapaola, figlio di Salvatore? Non ne ha mai sentito parlare? No. No, sentito parlare sì, però non lo conosco. È stato suo cliente? No. Lei ha mai sentito parlare di un tale detto Jano Utedescu? No. Mai sentito parlare? No. Ha mai sentito parlare di Piero Puglisi? No. Non è stato mai suo cliente? Va bene, un'altra domanda. Non è che siamo noi che trattiamo i clienti, quindi io non lo conosco. Ecco, io mi auguro che poi quando sentiremo le persone non mi diranno che è stato lei a trattare, perché se fosse, comunque questa è una valutazione del PM. Va bene, grazie. Controesame? Sì, signor Presidente. Mi scusi, signor Di Mauro, ha già risposto, ma mi è stata poco chiara la risposta. La fabbrica, la zona industriale, in quale strada si trova della zona industriale? 8ª strada. Poi ha risposto che le estorsioni, o quantomeno le telefonate, sono iniziate 7-8 anni fa. Ma all'incirca, qualcosa del genere, non è che ricordo esattamente la data. Sì, 7, 8, 9 anni, non... Va bene, grazie. Ecco. Possiamo licenziare il test? Può andare, signor Di Mauro, grazie. Test successivo? Presidente, chiedo la parola. Prego. Sì, possiamo mandare via il signor Di Mauro, sì. Può andare. Signor Presidente, la difesa di Santapaola Benedetto intende intervenire in questo momento su un aspetto della presenza dell'imputato e della trattazione di questo processo. L'imputato è arrivato in aula stamattina proveniente da Palermo, dove ieri pomeriggio ha assistito ad un'udienza che lo riguardava. L'iter di queste traduzioni, lei non so se lo sa Presidente, ma questo imputato viene trasferito da questa sede allorché questo processo e il processo di Orsa Maggiore 3 subisce un'interruzione superiore ad un giorno.
cosa che ovviamente è altamente dannosa per il suo diritto alla difesa e per i colloqui con i suoi difensori. Vero è che lei, Presidente, ha disposto che noi possiamo parlare qui in aula proprio per queste difficoltà, però ovviamente non è la medesima cosa. Ma non è questo l'aspetto che mi interessa sottolineare. La Corte conosce le condizioni sanitarie, di salute, fisiche dell'imputato Santapaola Benedetto e sa che per le malattie delle quali egli è portatore, segnatamente egli soffre di diabete, ha necessità periodica sia di mangiare e di avere un vitto appropriato, sia di avere trattamento relativo alle iniezioni di insulina. Quest'ultimo in particolare, cioè l'iniezione di insulina, avrebbe già dovuto essere fatta, e dico avrebbe non perché non so che si possa dire sarebbe, perché avrebbe dovuto, vuole sottolineare il dovere di fare questo. Già alle 12:30 di oggi. Poco fa, quando io ho avuto un colloquio con l'imputato, possono anche riferirlo i carabinieri della scorta, non era neanche in condizione di camminare, tant'è che il tragitto dalla cella, questa che si affaccia sull'aula, alla cella che è destinata ai colloqui con il difensore è stato interrotto perché si è dovuto sedere in quanto non riusciva neanche a deambulare. Egli mi riferisce che nemmeno è in grandi condizioni, anzi che direi che non è assolutamente in condizioni di partecipare attivamente a questa udienza. Non ho bisogno di ricordare al Presidente o al giudice togato, ma certamente alla Corte nel suo complesso, che la presenza dell'imputato non può essere puramente formale, deve essere una presenza attiva. Cioè l'imputato deve essere messo in condizioni di comprendere, di seguire ciò che avviene nel corso del dibattimento. Ricordo alla Corte che l'articolo 277 del Codice di procedura penale impone che le modalità di esecuzione della misura cautelare che oggi è in corso e della quale è responsabile e titolare questa Corte devono salvaguardare queste modalità, dicevo, i diritti della persona ad esse sottoposte. Non vi è dubbio che uno dei diritti è quello alla salute, che è un diritto costituzionalmente garantito. Signor Avvocato, vogliamo, lasciando stare le infiorettature perché mi pare che il tempo stringe, vogliamo passare alle richieste, per favore? Presidente, io non sto infiorettando, io sto semplicemente... Quali sono le richieste con riferimento a questa udienza e alla condizione del signor Santapaola? Presidente, io credo che sia mio dovere irrinunciabile motivare le mie argomentazioni e le mie richieste. Come Presidente di questa Corte ribadisco che la motivazione che lei ha dato del suo dire sino a questo punto, oltre che puntuale, mi sembra più che sufficiente, per cui la chiedo quali sono le sue richieste con riferimento al trattamento del signor Santapaola e con riferimento all'udienza in corso. Presidente, io le chiarisco che non sono certo che i giudici popolari abbiano conoscenza del codice di procedura penale come le può avere lei e il giudice Alacre, quindi ritengo di dover motivare anche sotto questo aspetto. Fra le altre cose credo che avevo già finito di leggere l'articolo 277 e stavo dicendo quali sono i diritti. Su questo io non ho fatto nessuna obiezione. Ma proprio a questo Guardi punto che la Costituzione della Repubblica almeno per orecchio la conosciamo così, a orecchio la conosciamo tutti, anche i giudici popolari. Su questo posso concordare, Presidente, ma le applicazioni particolari che impone il codice di procedura penale possono non essere materia quotidiana dei giudici popolari, mentre sicuramente lo sono per lei e per me. La richiesta è questa, Presidente, io chiedo che la sospensione dell'udienza e un accertamento attraverso la direzione sanitaria di questo carcere per accertare se l'imputato sia in questo momento in grado di partecipare attivamente, fattivamente al dibattimento per garantire la sua difesa.
Sottolineo, Presidente, che magari potrebbe essere argomento di obiezione, che noi abbiamo chiesto un'autorizzazione a questa Corte per l'accesso al carcere di un medico specialista in diabetologia. La Corte lo ha accordato, però a tutt'oggi, dopo diverse settimane, credo, ancora questo medico non è entrato al carcere. Anche la direttrice o la direzione del carcere può darsi che faccia il suo dovere, lo faccia lentamente o lo faccia velocemente, questo è un problema che riguarda la direzione sanitaria e i suoi doveri. Certo è che in questo momento ancora il medico non è entrato dentro. Allora, poiché non possiamo quindi avanzare nessuna documentazione medica se non le condizioni che ci riferisce l'imputato, proprio perché questo medico, questo nostro consulente, questo medico di fiducia dell'imputato non ha avuto ancora modo di visitarlo nonostante l'autorizzazione di questa Corte, possiamo anche chiedere che venga fatto dalla direzione sanitaria o nelle forme della perizia come vorrà intendere la Corte. La richiesta comunque è quella di sospendere l'udienza in quanto l'imputato in questo momento mi riferisce di non essere in grado per le sue condizioni di salute di partecipare attivamente a questa udienza. Ora, per quanto riguarda Presidente, chiedo scusa, mi dà la parola in continuazione a quanto ha detto il codifensore. Desidero chiarirle innanzitutto le ragioni per le quali non è stato consentito al nostro medico, dottor Terranova, da questa Corte autorizzata a visitare il Santa Paola, e cioè perché la direttrice del carcere assume che è necessaria l'autorizzazione da parte di tutte le autorità che hanno a che fare con il Santa Paola. Io però ho vissuto già questa esperienza a Palermo e ricordo bene che il presidente Gino della Corte d'Assise di Palermo autorizzò autonomamente e questo consentì al medico di poterlo visitare, proprio per la eccezionalità del caso e proprio perché le udienze dovevano proseguire. Scusi, che cosa fu fatto materialmente? Fu fatta da questo difensore un'istanza con la quale chiedevo che venisse... Sì, come quella che è stata inoltrata a me. A lei. Dove c'è stata un'autorizzazione come quella che ho dato io. Esatto, no, però il Presidente allora a sua volta ha aggiunto che data l'eccezionalità e poiché le udienze dovevano proseguire e quindi bisognava che il Santa Paola fosse a posto sotto il profilo della salute, autorizzò da solo e fu accolto l'ingresso al carcere di quel sanitario. Secondo problema, Presidente, è in subordine a quanto vi ha chiesto l'avvocato Francesco Strano. Eventualmente, il problema è questo, il Santa Paola deve essere somministrata giornalmente e a orari prestabiliti, come lei già sa, perché più volte l'abbiamo ripetuto, l'insulina. Allora il problema è questo, nel corso delle udienze, se l'udienza finisce alle 3:30, purtroppo a lui non gli si somministra l'insulina. Io chiedo che questa Corte, in subordine ed in ogni caso, voglia disporre che alle ore 13 di ogni volta che ci sarà l'udienza voglia operare una sospensione di mezz'ora, un quarto d'ora, 20 minuti, perché si possa somministrare almeno l'insulina al Santa Paola medesimo. Grazie. Allora, per quest'ultima parte, cominciando dall'ultimo, la richiesta non può essere accolta perché la soluzione non è praticabile, perché ci porterebbe via troppo tempo. Per quanto come sospensione dell'udienza, se si dovesse aggiungere questa sospensione a tutti i tempi morti e di attesa che ci sono, finiremmo per non fare udienza. Per quanto riguarda l'udienza odierna è tardi per fare un accertamento, noi sulla parola del signor Santa Paola e di quando ci riferiscono i difensori possiamo sospendere già sin d'ora l'udienza e aggiornarci a un'udienza successiva, perché il tempo di sospendere, fare l'accertamento e ricominciare, mi pare sono le 13:30, o sbaglio, non ci sarebbe più. E per quanto riguarda la richiesta per l'ingresso al carcere, se l'autorità amministrativa ha problemi, non credo che questa Corte possa incidere minimamente sui problemi amministrativi. La Corte può decidere diversamente su una istanza di perizia,
Questo la Corte lo può fare, può ordinare una perizia al fine di accertare quali siano esattamente le condizioni di salute dell'imputato e quindi decidere su quello che si deve fare, cioè se il processo deve continuare anche a carico di Santa Paola, oppure la posizione di Santa Paola debba essere separata e si debba procedere separatamente contro di lui. Questa poi è una valutazione che dovrà fare anche l'imputato e i suoi difensori e scegliere qual è il criterio migliore e i mezzi più idonei per assicurare quelle che ritengono che sono le esigenze difensive dell'imputato. E allora, in definitiva, ci aggiorniamo a domani pomeriggio alle ore 15:30 di domani e dunque i testimoni li facciamo entrare e li diffidiamo. Presidente, scusi, non ho capito, ha disposto una perizia oppure no? No, avvocato, questo dovete farla voi, dovete fare una richiesta scritta, dobbiamo vedere come si deve congegnare una perizia e a quale fine. Va bene. Una richiesta scritta. Io penso poi che molti di questi problemi potrebbero essere risolti se potessimo ottenere la presenza, cioè l'assegnazione al carcere di Bicocca dell'imputato Santa Paola. Presidente, per noi credo che l'abbiamo già anche richiesta e lei ha fatto un'ordinanza in questo senso. E quindi anche sotto questo profilo dispongo che stralcio del verbale dell'udienza odierna sia trasmessa al Ministero competente, ancora una volta. Allora sono i signori Iacona e... Sì, siamo nella necessità di dover sospendere l'udienza oggi perché un imputato si è sentito male, quindi non possiamo esaminarvi oggi, dovrete ritornare domani pomeriggio alle 15:30. Grazie. Ricordo che alle 15:30 di oggi pomeriggio si tratterà il processo Orsa Maggiore 2 o 3 che sia, e anche per quanto riguarda l'udienza pomeridiana il signor Santa Paola dovrà decidere se assistere, se rinunciare oppure venire qui i difensori e rappresentare quello che sarà. Insomma, vedremo quali situazione. Saranno le sue condizioni. Dico, questo dipende soltanto dalle sue condizioni. Se non è in condizione di presenziare può rinunciare, però può anche chiedere che il processo non si celebri. Alle 15:30, signori, buongiorno.